insieme da sempre danno vita al Euroart Vicenza, laboratorio orafo specializzato in fotocisioni e medagliette. Siamo tornati ad Ostia con i nostri ospiti Massimo. Ecco la lavorazione della medaglietta. Ecco gli attrezzi dell'orafo. Qui sì. Grossa. Ma perché poi c'è quello di goccia, questo ecco qua. Si esegue la spianatura Del tipico della tradizione gastronomica italiana si ripropone in forma diversa questa proposta di accostamento, questa tipica dei formaggi freschi, Quacquarone, Casatella, che sono tipici di questa zona di passaggio tra Emilia e Spagna, che vengono di solito serviti con delle composte di frutta. Questa è una composta di pizzo, con del miele, ma prevalentemente con la frutta. Però questi formaggi freschi devono andare un po' anche con la regina dell'Emilia Romagna, forse, la Piadina. Romagnola, Martigella e Emilia. Abbiamo la televisione che fa pubblicità in un'altra regione del sottofondo, perché qua siamo in Veneto, a Vicenza, però anche l'Emilia Romagna. Capitale dell'oro. L'orafo è un ferrarese trapiantato, è emigrato qua. Possiamo fermarci? Un giretto. Un attimo che finisco questo tocco. Questa è una bilancia per l'oro. Questo è un banco degli orafi. Questa è una pressa. E questa ricotta salata che veniva Questo è un laminatoio, si può chiamare laminatoio questa. La lavorazione vedremo in un'altra occasione del laminatoio e anche della pressa. Per oggi ci accontentiamo di vedere la segatura della medaglietta. I soliti laboratori sono... Arrivo, vedete che fanno vedere che ne altri due banchi là. Sto facendo una copia di questa, adesso grossolana adesso. Sì. E poi si arriverà a finire con quella. Ci fermiamo perché sennò è troppo lungo, la gente si stufa. Bene. Piano piano si arriva alla medaglietta eccetera finale. eccetera. Bene, si raccolgono ordinazioni per telefono, per tutti i lavori, per grossisti, privati, oreficerie d'Italia e del mondo. Da Vicenza e da Production e Euroart vi salutano. Alla prossima puntata per un'altra lavorazione.